L'isolante fenolico è un prodotto espanso a celle chiuse che già dai primi anni 70 è stato sviluppato nel mondo principalmente anglosassone. Questo prodotto viene a creare un materiale con delle caratteristiche di una alta performance all'isolamento termico, in particolare i suoi lambda molto bassi rispetto a qualunque altro materiale isolante presente sul mercato e oltretutto ha delle ottime capacità di reazione al fuoco e proprio per questo motivo l'isolante fenolico è stato sviluppato in particolare per essere utilizzato in ambienti dove sono sempre state necessarie delle caratteristiche di resistenze importanti. Ad esempio, il nostro mercato principale è sempre stato il mercato petrolchimico, piuttosto che il settore ferroviario. Quindi l'isolante fenolico da noi prodotto è un prodotto speciale che entra in ambiti speciali. Attualmente questo prodotto l'abbiamo poi sviluppato e accoppiato ad altri materiali per riuscire ad proporlo anche nel mondo dell'edilizia, dove da tempo vengono utilizzati materiali più standard e mentre l'isolante fenolico non era mai stato utilizzato e mai conosciuto. L'isolante fenolico è particolarmente interessante nelle situazioni di riqualificazione energetica nei centri storici, in ambienti dove purtroppo c'è una necessità di mantenere spessori ridotti, ovviamente a causa degli spazi che non permettono all'utilizzo di classici materiali isolanti che per rispettare le normative sulle equipaggiazioni vanno purtroppo a raggiungere anche dimensioni alcune volte di 20 centimetri, che comunque diventano praticamente impossibili da utilizzare. Ecco perché noi abbiamo deciso di creare un prodotto specifico per cappotti, denominato Polyfen P, dove viene creato un pannello dall'anima in resina fenolica, quindi altamente performante, lambda 0021, accoppiato ad il materiale che noi definiamo principe nel mondo dei cappotti, cioè l'EPS. Quindi noi andiamo ad accoppiare delle lastre di EPS 200, spessore 10 mm, su ambo i lati del nostro pannello, creando così un pannello altamente facile da installare, comodo, ma anche altamente performante. Di conseguenza i tasselli poi che dovranno essere utilizzati per il fissaggio meccanico avranno anche la possibilità di annegare all'interno delle PS200. Questo pannello racchiude tutte le caratteristiche migliori per poter creare un cappotto a basso spessore ma altamente sicuro e duraturo nel tempo. L'isolante fenolico è anche veramente interessante nel caso di coibentazioni che avvengono dall'interno, quindi cappotti interni. Il nostro prodotto che ha di riferimento si chiama Polyfen CG, quindi il nostro isolante fenolico accoppiato a lastre di cartongesso. L'applicazione può essere fatta direttamente sul muro oppure anche ad avvitamento su strutture per cartongesso. Questo prodotto è veramente importante per l'utilizzo nei casi in cui la costruzione, l'immobile
non abbia la possibilità di applicazione di un cappotto esterno, tipo un immobile storico, un immobile vincolato, piuttosto che anche un semplice appartamento dove magari i vari condomini, non riuscendo a mettersi d'accordo per la coibentazione a cappotto esterno, il proprietario si ritrova questa classica camera fredda, magari con un muro esposto a nord, dove si rende necessaria una coibentazione. Ecco, noi proponendo il nostro PolyFNCG con soli 3-4 centimetri riusciamo a dare una effettiva rispondenza a questa necessità, cosa che invece con altri classici materiali normalmente utilizzati, tipo diciamo una lana di roccia, un minimo di 10-12 centimetri sarebbero necessari. Quindi, come ben sappiamo, all'interno degli appartamenti, all'interno delle abitazioni, i centimetri sono veramente importanti e noi, con l'isolante fenolico, riusciamo a risolvere questo problema.